Buongiorno cari concittadini, siamo qua con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Anche oggi non registriamo nuovi casi di positività al virus e dobbiamo anche riscontrare che non abbiamo tamponi in sospeso per il momento rispetto a quelli degli altri giorni, quindi la situazione procede abbastanza positivamente, nel senso che riusciamo ad affrontare ancora in maniera adeguata quello che è l'emergenza coronavirus per quanto riguarda la positività a Quartiere dei Po. Sicuramente anche questo è legato al grande sforzo che tutti quanti stiamo facendo per riuscire a contenere al minimo quella che è la diffusione del virus e quindi rimanendo in casa. In questi giorni sono stati elevati alcuni verbali qua a Terre di Po a qualche cittadino che aveva violato quelle che sono queste regole che ci siamo imposti, quindi i controlli continuano. Invito ancora tutti quanti a rispettare al massimo queste regole. Sono probabilmente gli ultimi giorni prima dell'inizio della fase 2, cerchiamo di arrivare in fondo a quest'ultima meta che ci aspetta. Una puntualizzazione per quanto riguarda il mercato settimanale, perché forse non sono stato chiaro nel messaggio di ieri. Il mercato settimanale si è sempre svolto regolarmente, chiudendo, recintando, passatemi il termine, quello che erano le attività previste. Nel mercato che si svolgerà domani si utilizzerà la stessa modalità, quindi ogni singolo punto vendita sarà recintato da transenne. Ci sarà l'obbligo di creare un'entrata ed un'uscita, quindi le persone non potranno incrociarsi né all'interno dell'area di vendita né all'esterno, e soprattutto dovrà essere obbligatorio utilizzare guanti e mascherine anche per accedere alla singola bancarella, quindi misure più restrittive di quelle che erano in vigore fino a venerdì scorso con l'ultimo mercato. Poi la ULSE 5 Polesana ha attivato un sistema di aiuto per i cittadini che avessero problemi dal punto di vista psicologico ad affrontare quella che è una quarantena, un isolamento forzato, e quindi ha attivato un numero verde per supportare psicologicamente i cittadini che ne avessero necessità in questo momento. Il numero verde è l'800 93 66 13. Comunque pubblicheremo anche il manifesto sulla pagina Facebook e sul sito internet. Pensiamo sia un'attività veramente importante che può aiutare tante persone che in questi giorni sono in difficoltà, perché magari non avendo contatti con parenti, con amici, con altre persone, stanno vivendo veramente in maniera difficoltosa questo difficile periodo per molteplici aspetti. Quindi questo è un servizio, un aiuto ulteriore, e questo numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed è gestito da uno staff di psicologi appunto di ULSE 5 Polesana. Poi abbiamo ricevuto ieri comunicazione da Acque Venete che tutti i lavori che erano stati sospesi in questa fase per il Covid probabilmente riprenderanno con un po' di calma dopo Pasqua, sempre in attesa dei nuovi decreti con le modalità previste o che saranno previste, quindi con le mascherine, i guanti, con gli operatori in sicurezza. E mi rivolgo soprattutto ad esempio ai lavori che riguardano tutta la nuova condotta che è stata installata lungo le vie Sardegna, Sicilia, e quindi che è al confine tra il comune di Terre di Po e il comune di Lerno del Polesine, quindi eravamo fino a Gorino Veneto. E anche lì la linea era stata completata, era stata messa in sicurezza, collaudata, pronta a essere allacciata a tutte le singole famiglie, però quei lavori lì erano stati sospesi e contiamo da parte di Acque Venete, abbiamo ricevuto appunto questa comunicazione dove si conta di riuscire ad iniziare dopo Pasqua queste attività con tutti i crismi per la massima sicurezza. Un'ultima cosa, l'istituto comprensivo si sta attivando, anzi si è già attivato per la didattica a distanza, come è previsto dalla nuova normativa, e quindi è già iniziata la distribuzione di una decina di PC portatili agli studenti che hanno fatto richiesta, per adesso gli studenti delle terza media se non erro,
e sono già stati distribuiti i primi 10 PC l'altro giorno, grazie ancora ai volontari della Protezione Civile che sono sempre presenti e attivi sul nostro territorio, e un altro contingente di sempre più o meno 10 piattaforme sarà pronto per la consegna domani. E quindi ringrazio ancora sia la scuola perché si sta attivando, sia anche i volontari della Protezione Civile che sono da giorni sempre impegnati in maniera costante sul nostro territorio, prima con gli avvisi, poi con i dispositivi, adesso con i computer, aiutando nelle raccolte dei generi alimentari. E qua ringrazio, colgo l'occasione anche per ringraziare la parrocchia e Caritas e Foglie Vive, perché come associazione veramente anche qua si stanno adoperando in maniera fantastica, oserei dire, per riuscire a creare, insieme anche all'amministrazione, una rete che possa essere di supporto per tutte quelle famiglie che sono in difficoltà. Ultima cosa, domani inizieremo la distribuzione dei primi buoni e con il nostro consueto appuntamento faremo il punto della situazione, vi diremo quante sono state le domande ricevute, quali sono stati gli importi fino adesso erogati e come procederà successivamente tutta la gestione di questo nuovo strumento messo in campo dall'amministrazione e dal governo. Quindi grazie a tutti e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento e aggiornamento. Grazie.